Si era sentita male ieri pomeriggio poco dopo le 17, mentre, ormai al termine della gravidanza, seguiva il corso preparto al consultorio familiari di Via Pinelli a Treviso. L'improvvisa perdita di sensi, l'immediata chiamata al 118 con l'equipaggio dell'ambulanza arrivata sul posto che ha cercato di rianimarla, trasportandola al Cafoncello, distante solo poche centinaia di metri, in condizioni già disperate. Ma Marina Lorenzon, 37enne, originaria di San Biagio di Callalta, non ce l'ha fatta. E non ce l'ha fatta neppure il suo bambino, che in sala operatoria gli specialisti del reparto di ostetricia, malgrado non si rilevasse attività vitale, hanno fatto nascere con un cesareo d'urgenza, tentando poi, invano, di rianimare il corpicino. Un doppio dramma che colpisce la Marca e la comunità di San Biagio. Non ci sono parole per descrivere quello che in questo momento sto provando e probabilmente anche le persone che vengono a conoscenza di questo fatto, non ci sono parole, è una tragedia. Marina nel 2013 aveva corso per la carica di sindaco nelle file del Movimento 5 Stelle con tante idee che sintetizzava così. Lo slogan è Comune partecipato, scelte condivise. Suo avversario proprio l'attuale sindaco Alberto Cappelletto, che ricorda quella giovane con tanta voglia di fare per il suo comune. Sicuramente il mio ricordo viaggia a diversi anni fa, quando è stata anche lei candidata a sindaco per il nostro comune, quindi una persona che aveva voglia di fare, voglia di contribuire a quello che è la società con tutte le idee di una persona giovane che poteva portare nel nostro territorio, con la voglia di vivere, con la voglia di fare. È stata un'emorragia interna a colpire Marina, causata da cosa sarà l'autopsia a stabilirlo. Il sindaco, che conosce bene i genitori della ragazza, residenti in via Rosmini, non ha ancora incontrato la famiglia, ma desidera portare la vicinanza di tutti i cittadini. Porterò questo cordoglio alla famiglia, mio, personale, ma dell'amministrazione, ma di tutta la comunità, perché era una persona che faceva parte della nostra comunità.